E andiamo a presentarvi 1500 metri intanto, l'ultima serie, mentre vediamo l'ufficialità del 4:03:65 di Filippo Bruno, che prendiamo come riferimento. Qui attenzione che avremo al via Manuel Zanini, che quest'anno a Ordegem in Belgio è sceso a 3:46:15, terzo italiano della storia dietro a livello under 18, dietro Yeman Krip al compianto Cosimo Cagliandro. Sotto i 4 minuti si è espresso anche l'Atena Cervone, storico avversario di Zanini, come uno storico avversario di Zanini anche nelle competizioni regionali e non solo nazionali, è Jacopo Risi, che si è espresso in 3:56:68, 3:57:05 per Alessandro Cena, 3:57:83 per Enrico Ricci. Sono i migliori di questa gara. Zanini parte un po' chiuso all'interno, vediamo chi prova subito la fuga. Risi è in seconda posizione in questa serie più accreditata dei 1500 metri, con il numero 167 a prendere la testa Marco Coppola della Polisportiva Real Paceco, ieri secondo, un ragazzo abituato a correre davanti, ieri ce l'ha dimostrato nei 3000 metri. Si fa avanti Risi in seconda posizione, in terza posizione si fa avanti Risi in seconda con il numero 197, invece c'è Serafini, mentre vediamo Zanini in coda, molto sornione finora. Coppola è stato raggiunto. Andiamo a vedere il passaggio ai 400 che ci viene indicato in 1:03:47. Tra poco avremo il passaggio ai 500, ricordandovi che nella serie precedente si è passati in 1:21, si è finiti forti in realtà, e che nessuna serie finora è passata più veloce di 1:19. 1:20, ritmo piuttosto compassato finora, con Zanini sempre in coda, mentre mi pare ci sia Saraceni in pedana nel triplo. Vediamo se riusciamo a fare un blitz, o ve la diamo in radiocronaca. Il salto di Saraceni, bandiera bianca, mentre c'è Alessandro Cena a prendere il comando, un altro atleta che è abbastanza avvezzo a condurre le proprie gare. Risi in seconda posizione, mentre Zanini è sempre all'interno del gruppo, il campione in carica. E attenzione che il vantaggio di Cena comincia a essere interessante, l'azione di Cena per passare in 2:10, oserei dire qualcosa meno anche, agli 800 metri. Va via Alessandro Cena, il vantaggio è abbastanza netto in questo momento, mentre noi stiamo attendendo anche il risultato di Saraceni dal triplo. 12:67, Saraceni torna al comando, mentre andiamo col passaggio di Alessandro Cena a 2:39:8 al chilometro, ed è Zanini che ora decide di mettersi in proprio e di passare all'inseguimento con Cervone alle sue spalle, quindi Risi. Alessandro Cena prova la fuga, nelle sue ambizioni una fuga per la vittoria. Vediamo come va a chiudersi questo giro. 2:56 era il suo transito alla campana. Zanini e Cervone e Risi, ovvero i primi tre dell'anno passato, si sono messi all'inseguimento contro il coraggioso Alessandro Cena. E ora è andato, ha messo le marce alte Manuel Zanini. Non sarà un problema superare il 4:03:65 di Filippo Bruno. Manuel Zanini con una gestione tattica completamente diversa rispetto ai 2000 metri con Siepi, per andare a provare a bissare il titolo vinto un anno fa sui 1500 metri. Poi abbiamo Cervone, poi abbiamo in terza posizione Jacopo Risi. Potrebbe essere un testa a testa Risi-Cervone per l'argento, ma è Manuel Zanini che sta andando a imboccare in testa al rettilineo finale. Attenzione che c'è Risi in rimonta. Manuel Zanini va a vincere con 3:55:73, Risi argento, Cervone bronzo, Cena chiude in quarta posizione. Comunque l'applauso per lui per il coraggio dimostrato in questa gara.
arrivano tutti da questa serie i migliori tempi. Zanini quindi rivince i 1500 e pissa il titolo conquistato 2 giorni fa nel 2000 Siepi.